È iniziata la scuola Lucma. La struttura, rimessa a nuovo da Danilo e Giulia, ha aperto i battenti dopo alcuni mesi di lavoro. Entra nel vivo la missione del Mato Grosso. I ragazzi hanno finalmente un luogo dove studiare e formarsi. Danilo e Giulia Roccati, giovani sposi, genitori di 3 bimbi, sono in Perù da 4 mesi e mezzo. Il loro compito è quello di gestire la scuola secondaria per i giovani del posto, secondo il desiderio della locale parrocchia. L'obiettivo è di togliere dalla strada e spesso dalla solitudine i bambini alle soglie dell'adolescenza. La struttura era chiusa ormai da tempo. Ci sono le materie come si fanno da noi in Italia, quindi c'è storia, geografia, matematica, italiano, che possiamo comunicazione, sarebbe spagnolo, e più la nostra scuola è un po' particolare perché è un internato, quindi i ragazzi vivono con noi tutto il giorno fino al venerdì, se possono quelli più vicini vanno a casa al fine settimana. Però a parte questo imparano anche un mestiere, quindi è un po' una scuola professionale per certi versi, perché 6 ore al giorno loro fanno pratica di falegnameria. I lavori hanno coinvolto l'intera famiglia, anche Giulia insegnerà nella nuova scuola. Sono contenta perché è un po' il modo che ho io per stare vicino a questi ragazzi. La scuola è una scuola ispirata al metodo di Don Bosco educativo, quindi adesso stiamo leggendo libri, vedendo film. Lucma dista diverse ore da Lima, spesso è necessario raggiungere la capitale per sbrigare delle pratiche o ritirare documenti importanti. Qui Danilo, Giulia e gli altri volontari possono contare su una base d'appoggio. Aiutarli in quello che devono fare a Lima, per esempio adesso Giulia e Danilo sono venuti per i documenti e quindi loro vengono a Lima dopo ore e ore di viaggio e hanno bisogno di una casa, hanno bisogno di una base, esatto.